Mister Mereu, una grande nuorese, una vittoria arrivata in rimonta, ma al secondo tempo insomma vi siete visti solo voi in campo. Beh sì, la squadra ha giocato bene, dicevo al primo tempo eravamo forse, pur giocando bene, non male, ma eravamo forse un po' contratti e spesso buttavamo dei palloni quando invece potevamo giocarli e sulla tre quarti andavamo a creare delle verticalizzazioni più per fretta che per ragionamento. Al secondo tempo nell'intervallo abbiamo detto questo, cioè cerchiamo di giocare di più quando si può giocare senza paura, verticalizziamo nei momenti giusti e cerchiamo di pressarli un po' di più perché in questo modo gli si impediva di poter passare tutto attraverso il loro fulcro che era Mereu. Quindi cercando di pressare il portatore di palla si creavano maggiori difficoltà. La squadra ha interpretato il secondo tempo direi in maniera fantastica, ha giocato bene, hanno giocato con grande intensità, hanno giocato con cuore, hanno giocato con tecnica e sono riusciti anche sotto stress a mantenere lucidità tattica perché passare in svantaggio in maniera immeritata, perché noi quando siamo passati in svantaggio non meritavamo assolutamente lo svantaggio, e riuscire a mantenere lucidità di gioco, costruire una rimonta così importante, insomma direi che i ragazzi oggi meritano veramente tutti un plauso per l'impegno, per la determinazione e per la volontà con cui hanno raggiunto questo risultato. Noi ci credevamo prima del gol, dopo il gol, è normale, noi siamo abituati a giocare le partite a viso aperto così come abbiamo fatto oggi a Nuoro contro una grande squadra e nella nostra natura, nella nostra filosofia vogliamo giocare tutte le partite, lo facciamo senza presunzione ma solo perché lavoriamo su questo, quindi abbiamo giocato la partita a viso aperto, siamo passati in vantaggio, potevamo passare in svantaggio dall'inizio, potevamo fare il 2-0, cioè, era una partita talmente bella, talmente aperta a qualsiasi risultato.